non Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, le 18, 13 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con Lorenzo Viviani per questa ultima puntata di Chilometro Zoom, la numero 1246. Avete ascoltato The Blues Brothers, Peter Gunn Theme 1980 dall'album The Blues Brothers, che è la colonna sonora del omonimo film. Ladies and gentlemen, noi tra poco, è vero, dovremmo avere un gradito e poi avremo una gradita ospite per un breve saluto, il signor Silvano Saviolo, che è un risicultore di Vercelli. Natalia, sulla zappa della radio ti ho mandato il telefono, appena ce l'hai per favore passamelo, mentre diamo un'occhiata alle agenzie. l'ANSA, telemarketing, il garante della privacy multa la team per 9 milioni e mezzo di euro. Ma abbiamo il signor Silvano al telefono. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Signor Mi Saviolo, sente perché mi sente perché sì. Sento malissimo. Sì. No, noi la sentiamo perfettamente. Quindi... Adesso allora la sento anch'io. Ecco. Perfetto. Senta, allora, dov'è la sua azienda e soprattutto qual è la situazione del riso in Italia? Guardi, noi siamo ubicati nella zona della Baraggia, cosiddetta Baraggia Vercellese, Biellese, che dovrebbe essere un po' il fiore all'occhiello della nostra agricoltura, perché è l'unica DOP che abbiamo in Italia. Tuttavia è una zona che ha sempre sofferto un po' per la carenza d'acqua, ma quest'anno è un disastro, guarda, dottore. Abbiamo più di 10.000 ettari di riso secco, bruciato, non c'è più niente da fare, l'acqua non è venuta, è piovuto pochissimo. Noi ci approvvigioniamo quasi tutto dal Monte Rosa in quest'area qui, e il Monte Rosa ghiacciai ormai ce ne sono pochissimi, e una cosa come quest'anno non è mai successa.
e siamo molto preoccupati, ecco, anche per il futuro, perché già quest'anno il riso va già male, in generale il riso italiano va, come prezzi è precipitato, i costi di produzione quasi raddoppiati, perché abbiamo il gasolio alle stelle, abbiamo i fitofarmaci altissimi, è un mix di cose che ci hanno portato un po', ci ha messo in ginocchio, ecco, in più la siccità, questa forse non ci voleva, per cui sto dipingendo un quadro non tanto roseo, purtroppo. Ma quindi, mi perdoni, ma quindi tutto il tema dei consorzi irrigui, dei piccoli laghetti, delle riserve d'acqua non ha funzionato, lei insomma. Ha proprio centrato il problema, cioè, purtroppo in questi anni, per cause diverse, diciamo, non siamo riusciti a fare quasi niente, ecco, di questi laghetti di contenimento, alzare gli invasi, nonostante il consorzio abbia diversi progetti in essere, però non sono sulla carta. Poi riuscire a metterli in realtà è quasi impossibile. Il futuro, secondo me, dottore, non sarà roseo, ecco, acqua non è che ne avremo sempre di più, però se non si fanno un po' di strutture diventa impossibile l'agricoltura, almeno in questa zona qui, poi per carità. Ma è un problema, guardi, un problema, io lo vivo con un territorio diversissimo, perché parlo della Liguria, del paesaggio terrazzato, vitivinicolo, però bisogna attrezzarsi con gli acquedotti irrigui, con le riserve d'acqua, e fra parentesi voi nelle vostre zone avete proprio il tema di cui si parlava, soprattutto in campo di PNRR, delle piccole opere grigie, è brutto dirlo, Antonino, grigie, però i piccoli invasi che portano anche biodiversità, portano arricchimento del territorio, portano anche dal punto di vista ludico-paesaggistico, anche secondo me un valore aggiunto in alcune zone. Dottore, sono difficili da realizzare, perché c'è proprio anche l'opinione pubblica contro. Quando lei parla di un invaso, i comuni si sollevano, che poi noi ne abbiamo 2 invasi, si trattava di alzarli un po', se voleva farne di nuovo. No, ma poi da lì si parte, portano anche tutto il tema della piccola attività sull'idroelettrico, perché si possono fare anche piccoli impianti idroelettrici, si possono fare tante cose. Lo so, non bisogna fermarsi, ai primi no, bisogna impegnarsi e portarlo a casa. Noi Antonino. chiediamo aiuto alle istituzioni, abbiamo chiesto aiuto al Ministro, che ci ha garantito insomma, la sua disponibilità a rivedere questi progetti, metterli su un tavolo, capire cosa si può fare subito, perché qui c'è anche l'urgenza, noi siamo sempre in urgenza, siamo sempre in emergenza. E qui sono cose da fare subito, se vogliamo, cioè tra 2 anni è già tardi, perché molte aziende non so. Ma una domanda a bruciapelo, voi da produttori, voi non producete riso, cala la produzione del riso, da dove arriva il riso che mangiamo? Ma guardi, ormai parliamo di 600.000 tonnellate quasi, arriva tutto dal Myanmar, Cambogia, da quei paesi meno avanzati che per quegli accordi EBA possono portare qui tutto tranne le armi e darsi zero. Ora insomma va bene il libero mercato, ma fino a un certo punto, perché ovviamente non possiamo competere con la Cambogia e il Myanmar. No, ma poi il bello del libero mercato, mi perdoni, è che si passa sul libero mercato, non esiste più tutela dei lavoratori, non esiste tutela dell'ambiente, non esiste nessun tipo quando lo dico da Ligure, quando si parla di palanche, caro Antonino, va in deroga a qualsiasi tipo di principio. Non c'è più quelle belle cose di cui ci riempiamo tutti la bocca, la tutela del lavoratore, il tema del caporalato. Basta comprare dei paesi all'estero e girarsi dall'altra parte su tutto quello che si fa all'estero. Certo. Noi sottostiamo alle regole evidenti in Europa, per cui i controlli, ma è anche giusto, tutela dei consumatori, tutto. Poi ci arriva sto riso che è pieno di contaminazioni. È vero che fanno i controlli, ma sa, controllare 600.000 tonnellate di riso non è uno scherzo, ci vorrebbe un esercito. Si fa quel che si può, però questa sulle importazioni era una partita che speravamo di vincere almeno in Europa, ma lì ci hanno lasciato soli e non ce l'abbiamo fatta, almeno contingentare un po', altrimenti qui noi non riusciamo a competere a quei prezzi lì. Il produrre risone a noi costa intorno ai 45 euro, come facciamo a venderlo a 35? Possiamo farlo un anno al quintale, io parlo al quintale, ma poi se pensiamo che il futuro sia quello, è già finita qui la partita. Qui l'Europa deve decidere cosa vuol fare della sua agricoltura, dottore, se no non so cosa faremo. Beh, anche perché mi sembra che il gioco sia molto squilibrato. Da un lato c'è un'agricoltura che deve rispettare i regolamenti europei fino all'ultima virgola. Dall'altro lato un docoio e arriva in Europa.
allora così è concorrenza sleale, direbbero quelle che parlano più furbini di me, cioè, perché io sono solo un agricoltore, queste cose le vivo tutti i giorni, cioè alla fine si perde un po' la speranza anche nel futuro, anche nei Ma giovani. una mano la possiamo dare tutti noi, anche da queste frequenze, Certo. dicendo una cosa: lasciate sul banco quando vedete prodotti di dubbia provenienza. Lo so che molte volte è conveniente anche per le tasche, ma è meglio mangiare una volta in meno, diciamo, un piatto che pensate di fare. Ora, toglietevi il pane di bocca, lo dico ai nostri ascoltatori, però spendere quell'euro in più, magari, guardate, il telefonino potete cambiarlo anche l'anno dopo, non è un problema. E vi tenete il telefonino vecchio, senza andare a rincorrere il telefonino di ultima generazione. Quel risparmio, se ce la fate, il consiglio che ve lo do è mettetelo comprando prodotti italiani di qualità, perché diamo una mano anche al signor Silvano e ai nostri agricoltori, e soprattutto in questi momenti difficili. Quindi la politica la facciamo noi, ed è una politica attiva da fare tutti i giorni quando ci mettiamo davanti al banco. Certo. Noi auspichiamo Silvano, grazie della sua testimonianza. Niente, grazie a lei, grazie della telefonata, grazie. Arrivederci. Grazie E un grande in bocca al lupo. È morto Don Mazzi. Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, batte ora avanza. 96 anni, si è spento nella sua storica casa nel Parco Lambro a Milano. È morto Don Antonio Mazzi, educatore attivista italiano, impegnato in attività per il recupero dei tossicodipendenti, fondatore della fondazione Exodus, che ha confermato il decesso. Mazzi si è spento oggi all'età di 96 anni nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro a Milano. Dio lo accolga, perché Don Mazzi è stata una figura che ha spaccato molto la Chiesa Cattolica negli anni 90, perché c'era chi diceva che fosse un prezzemolino, perché lui andava a Domenica Inn a fare i suoi interventi da maravanier. Era l'epoca in cui c'era Bistaccone, Galeazzi, ti ricordi, che faceva i balletti e poi conduceva in maniera, come sempre, impeccabile il 90° minuto, a riprova del fatto che quando si scherza si può scherzare quanto si vuole. Dopodiché, quando è il momento di lavorare, si fanno le persone serie, e Galeazzi era una persona estremamente seria. Don Mazzi se ne va un uomo che non aveva paura di entrare nelle discoteche il sabato sera, incontrare i ragazzi nei bagni che si facevano, parlare con loro della droga, tirare fuori l'argomento in maniera coraggiosa, metterli in difficoltà, cercare di farli ragionare davanti alle tossicodipendenze. E personalmente abbiamo sentito tanta predica nel passato pontificato di pastori con l'oro d'oro e delle pecore, di chiesa in uscita. Don Mazzi era in uscita già da un bel pezzo, ben prima di certi monsignori attuali che molto probabilmente fanno più notizia per il loro lato glamour che non per il lato, diciamo così, sodo. E lui ha lavorato sodo tutta la vita. Dio lo accolga, perché gente così, quando muore gente così, uno si sente un po' più solo, perché si può essere credenti, si può non essere credenti, per carità, ognuno la veda come vuole, ma lui è stato un uomo che si è speso per i ragazzi, si è speso per salvarli, si è speso per portarli fuori dalla droga, per evitare che le loro famiglie si rovinassero. Capisco che quando si parla di droga la situazione di comunità di recupero, soprattutto negli anni 90, non era una situazione facile, perché era anche l'epoca del processo a Muccioli, quando l'accusarono di pestare come si dice, i drogati a San Patrignano. Ora qui apriremmo un dibattito che non finisce più. Però il discorso è che ci sono stati degli uomini che hanno battuto questa strada in maniera coraggiosa e generosa, perché lo Stato era praticamente impotente quando gente come Muccioli o come Don Mazzi hanno cominciato a occuparsi di tossicodipendenze. Per cui io credo che adesso siamo un po' più soli, e mancherà una figura come Don Mazzi per quello che ha fatto, ripeto, per salvare le vite dei ragazzi, per salvare le vite del sabato sera, no? Le famose stragi del sabato sera, che non erano solo quelle degli incidenti che si sentivano poi al TG dell'1:30 la domenica pomeriggio, ma erano anche questi ragazzi che, vabbè, come
come in Radio Freccia, quando Stefano Accorsi racconta la sua tossicodipendenza e dice: quella volta, anziché dire perché, mi sono detto perché no, e ho cominciato così. Ecco, lui era quello che chiedeva perché no, e allora. Dovremmo avere al telefono la nostra Lina Fiordellisi, che voglio ringraziare. Dobbiamo La ringraziare. dobbiamo ringraziare veramente di cuore per quanto ha fatto per questo programma. Ci ha sopportato anche. Ci ha sopportato e supportato, quindi buonasera intanto e ben trovata. Buonasera a tutti voi e grazie per avermi contattata. Prego. Allora, quest'estate afosa per l'agricoltura? Afosa è complicata, ancora più complicata di sempre, insomma, abbiamo sentito la testimonianza del nostro produttore poco fa, ma è una situazione che insomma è comune un po' anche a altri comparti, dal grano che ha dei prezzi bassissimi e costi di produzione alti, e quindi effettivamente per un produttore, per una famiglia che vive di agricoltura, diciamo, se i costi di produzione sono più alti del guadagno, del ricavo, vanno sicuramente in perdita, non è una situazione sostenibile. Quindi secondo me insomma molte aziende saranno costrette a chiudere, c'è pure un tema di ricambio generazionale, insomma. Certo, non è un momento felice per tante piccole aziende, però cerchiamo di essere positivi e di sperare che insomma che presto la situazione possa, diciamo, quantomeno migliorare un po'. Io ringrazio voi per avermi fatto compagnia, per aver fatto un servizio molto utile di divulgazione e informazione su un tema come quello agricolo, che non sempre trova spazio nelle trasmissioni radio-televisive, o comunque non nell'approccio che noi vogliamo dare, che è quello di approfondimento, di testimonianza, no? Ci sono sempre troppi chef e troppa cucina, no? Quando si parla del nostro comparto, quindi devo ringraziare io voi per l'approccio e il metodo con cui il rigore con cui avete trattato certi temi, il livello di approfondimento, e spero che insomma che la trasmissione sia stata apprezzata dal pubblico che ci ha seguito, detto questo noi che ci ha seguito. Hai fatto, ma devi anche perché ci hai tenuto aggiornati, pronti. Di fornirvi un minimo di documentazione che potesse servire a dare anche stimolo a volte ad una riflessione, a un'intervista. Spero che anche voi possiate riposare un po' nei prossimi giorni, visto che siamo al 31 luglio. E quindi vi auguro un buon riposo e intanto in bocca al lupo per le vostre rispettive professioni. Viva il lupo! Assolutamente, non un addio ma un arrivederci. Grazie Lina, veramente. Esatto. Grazie a voi, ciao Lorenzo, ciao Antonino, ciao a tutti. Ciao. Grazie. E allora, sono le 18 e quasi 29 minuti. Però posso dirti la verità, anche rispetto a come affrontano tutti l'agricoltura, no? Perché se tu guardi le trasmissioni, c'è sempre il lato che prima di tutto l'agricoltore lo fanno sembrare sempre quello con il cappello di paglia e il cestino di vini. Renato Pozzetto nel Ragazzo di campagna. Questi sono convinti ancora che vanno contadino, così. E quindi abbiamo parlato di aziende, abbiamo parlato di imprese e soprattutto abbiamo parlato dei loro problemi, non sempre, anche un po' lato romantico ogni tanto, però abbiamo preferito parlare dei problemi, parlare che poi purtroppo in questi anni abbiamo sentito, risentito in maniera estenuante del mondo dell'agricoltura. Abbiamo fatto anche lotte per il mondo della pesca. Io voglio ricordare quando sei stato in diretta con le mogli dei sequestrati, ti ricordi che vennero tenuti 108 giorni di questo peschereccio di Mazzara del Vallo. Devo ringraziare anche Radio Libertà, l'ho ringraziato all'epoca, la ringrazio nuovamente perché è stato un canale fisso, è stato un appuntamento fisso in cui più di 100 giorni di attesa e abbiamo aggiornato i nostri ascoltatori, ma abbiamo tenuto anche un lumicino aperto, perché guardate, soprattutto queste questioni, è brutto dirlo, ma se vengono dimenticate passano anche in secondo ordine rispetto alle priorità politiche. Quindi invece in quel momento lì noi siamo stati un po' una spina nel fianco anche di tanti, raccontando e continuando a raccontare la storia di questi familiari che lottavano per rivedere i propri cari. Sono 18:30 minuti, io mi eclisso, cosa faccio? Ci eclissiamo tutti perché adesso pausa, pubblicità, qui Parlamento con l'onorevole Simonetta Matone,
E poi Laura Betti che canta una canzone di Pierpaolo Pasolini che riconoscerete molto facilmente, il Valzer della Toppa del 1962, e dopo torniamo. A dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Una delle questioni penali e trattamentali più complesse è quella che riguarda i detenuti affetti da tossicodipendenza e da alcoldipendenza. Questa è una materia nella quale purtroppo si paga il prezzo sociale di un sentire, oggi si dice sentiment, che ha attraversato gli ultimi 30 anni di un periodo sociale e politico intriso di falsi miti e di un atteggiamento culturalmente e socialmente libertario verso la droga, che ha provocato danni inenarrabili alle generazioni passate, le sta provocando anche a quelle presenti, vittime di una, definisco, demenziale distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Il tema dei temi è il trattamento penitenziario dei soggetti affetti da dipendenze e rispetto al quale va trovato il necessario punto di equilibrio tra pena da infliggere e pena in concreto da espiare. Costi sociali del reato, costi per le vittime, costi per lo Stato, processi e successiva detenzione. Questo ci porta a riflettere sul senso della pena, che, lo ricordo, è fatta di un mix tra espiazione, risarcimento del male fatto e recupero del soggetto autore del reato. Il recupero è importantissimo per evitare che il soggetto torni a delinquere e quindi investire in questo settore è vincente anche da un punto di vista meramente economico. L'approccio, la filosofia di intervento di questo testo di legge non è svuotare le carceri, ma evitare che chi delinque, se tossicodipendente, ci torni con gli innegabili costi per la società di cui ho prima parlato.
Se la causa delle condotte criminali è la dipendenza, combattere la dipendenza significa ridurre il rischio di nuovi reati. Ora, se è vero che il dettato costituzionale è che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, questo testo esegue fedelmente, tra virgolette, quanto prescritto tassativamente dall'articolo 27 della Costituzione. A cosa servono le misure previste? A restituire alla società un soggetto guarito, un soggetto che non tornerà a delinquere. I requisiti richiesti per poter usufruire delle misure non sono banali. La cosiddetta detenzione domiciliare terapeutica è subordinata a requisiti precisi. In primis occorre l'accertamento della condizione di tossicodipendenza e alcoldipendenza. Poi bisogna dimostrare una cosa estremamente complessa e difficile, e cioè il collegamento tra quella condizione e la commissione del reato. Bisogna aderire ad un programma terapeutico e il programma sarà preparato da strutture autorizzate e riconosciute come efficaci, capaci e operative dallo Stato. Bisognerà quindi aderire ad un programma terapeutico e vi dico per esperienza che non è così semplice l'adesione a programmi di recupero, perché questi programmi presuppongono un cambio a 360 gradi di vita. Ovviamente è obbligatorio rispettare integralmente le prescrizioni, ma considerata la difficoltà esistenziale di questi soggetti, ci sono anche delle norme di salvaguardia che consentono al soggetto, se ha sbagliato una volta, di essere, tra virgolette, riammesso e rimesso alla prova. Quindi i benefici bisognerà conquistarseli, nulla verrà regalato. Comunque va detto e ridetto che proprio per la complessità di quello che vi ho detto, questo provvedimento non è uno svuotacarceri, ma se riuscisse ad esserlo in senso vero, efficace, sarebbe già un grossissimo risultato, perché restituirebbe alla società dei soggetti diversi. L'investimento economico sulla misura ritornerà in termini di non ritorno al crimine con i relativi costi sociali, ripeto, per la vittima, per il costo dei processi, per il mantenimento del detenuto in carcere. Importante è il coinvolgimento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, uffici di frontiera e letteralmente massacranti per gli operatori. A questi voglio dare il mio personale grazie e quello della Lega. Consentitemi una digressione personale: io sono stata magistrato di sorveglianza in anni lontani, dall'87 al 91 a Roma, e le competenze che il Tribunale di sorveglianza aveva erano meno della metà di quelle che ora gravano sui tribunali di sorveglianza. E i tribunali di sorveglianza vanno sostenuti, vanno potenziati e vanno anche conosciuti, perché sono una specie di Cenerentola del diritto. Nell'eterno conflitto, questo lo riconosco che esiste, tra garantismo e giustizialismo, che attraversa, ma la attraversa dialetticamente, la maggioranza di cui noi facciamo parte, questa legge rappresenta il giusto punto di equilibrio tra le due esigenze, ed è per questo che convintamente, a nome della Lega Salvini Premier, esprimo il nostro voto favorevole. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Me so fatta un quartino, ma data la testa, a merda che toppa, a Nina Roscetta modesta, lasciatemi qua.
Vedi le foglie, vedi la luna, vedi le case, e chi l'ha mai viste con st'occhi me viene a cantare. Nassa me perde, vado un'altra stasera, cocco, niente da fa, e poi so vecchia, c'ho 30 anni, e il mondo ancora l'ho da guardare. Mamma mia, che luci che vedo qua attorno, le vie del testaccio me pareno come de giorno d'un'altra città. Vedi le porte, vedi i bari, vedi la gente, vedi le fronne che st'aria te fa sfarfallare. Capi amoretto, fa la bella, stasera godo la libertà. Spara il buzzetto e torna a casa, che mamma tua te sta a aspettare. Me so presa la toppa e non so felice, le bossice gambe me sento tornata e son fiore de verginità, 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 me sento tutta verginità, che sarà, che sarà, che sarà. A voi la linea. Grazie Natalia, alle 18:42 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Chilometro Zoom. C'è anche Lorenzo Viviani che comunque è rimasto a fare il Gabriele Paolini della situazione. Adesso però devi dire che qualcuno è bisessuale, qualche verità di questo genere. Ma perché fa così Paolini? Sì, lui interviene, come quando è intervenuto e ha gridato sotto Sanremo che Carlo Conti era bisessuale, ti ricordi? Così. Questa primavera. Antonino è bisessuale! No, io no. Noi no. Ma così fa così, non lo No, so. la mia è una citazione della sigla di Tante Scuse, 1975. Mancherà questa Di nuovo Tante Andiamo Scuse, un po', grazie, con Raimondo e Sandra, no? C'è chi dice che l'amore si fa, eccetera, eccetera. Noi no. Okay. Bene, allora... Questa qua però non lo sapevo, ti dico, di Paolini, lo sai? Ma cavolo, ma davvero tu Sapevo non che sai? si metteva dietro e basta. No, lui disturba, lo fa apposta, perché lui ha un... Ma non bastava la presenza, doveva anche No, perché lui ha un, come si chiama, un televisoricchio e vede dove ci sono i TG che si collegano. A parte magari durante un TG uno può raccontare i fatti della politica. Fa un po' ridere. Se uno dice cosa ti cambia nella vita? Non cambia niente, però fa ridere l'idea di Carlo Conti che vada un po' a vela e un po' a motore, ma questo è un problema, cioè sono fatti suoi, a me non interessa. Non ho mai capito se preferisci velo o motore. Io? E la differenza fra la vela e il motore. Lo capirai quando sarai grande. Ecco, questa era la grande risposta che ci davano negli anni '80. Io comunque preferisco la vela, molta vela. Detto ciò, allora, bella gente, adesso noi parliamo, intanto vi diamo le ultime notizie. Eccoci qua. Vi ripeto, l'ANSA, la morte di Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus. L'Italia ha sospeso Schengen con la Spagna. A Ceuta 60.000 migranti, oltre 37.000 rimpatriati. Niente rimpatri lampo per gli arrivi a nuoto a Ceuta, la sentenza spagnola nel mirino. Addio a Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale, i funerali martedì a Milano. Col bollino rosso 23 città, il livello del Po ai minimi storici, temperature sopra i 40 gradi, AFA notti tropicali fino all'8-10 agosto. Infine la medicina, 6.000 domande per 3.000 posti, torna di Appilli, il medico di base, le richieste di accesso al corso di formazione. Speriamo che con il ritorno anche di un medico in famiglia, visto che Lino Banfi ha espresso questo desiderio, diciamo aumentino i medici condotti, i medici di famiglia. Adesso la gente si sentirebbe ispirata da questa cosa qua. Perché no? Dall'allenatore del pallone che no? fa il medico e dici
Perché no? La gente viene trascinata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cazzo me ne frega a me. Così. Questo era Lino Banfi. 33. Esatto. Prima di diventare nonno libero, noi ce lo ricordiamo Lino Banfi negli anni 70-80, quando era, voglio ricordare l'infermiera di notte, quando lui fa il dentista Nicola Pischiella, che dice e dice a Francesca Romana Coluzzi, che sta dormendo su una brandina nel corridoio per sbarrargli la strada e impedirgli di concupire Gloria Guida, l'infermiera di notte, che poi in realtà non si fa concupire da lui, e allora praticamente lui arriva: tu puoi fare la moglie in gazzetta, ma io sono un dentista a rapetto. Io cito solo. Porca puttana. Io allora non ho questa grandissima cultura, i film Lino Banfi, devo dire la verità, però La Torre del Pallone sono quei film storici, culturali che abbiamo vissuti da ragazzo. Fra parentesi, avevo comprato, pensate, che io non seguo neanche il calcio, però lo guardavo con mio cugino e ci divertivamo a guardarlo 1000 volte, pensa come sono cresciuto, e l'avevo comprato come videocassetta usata da noleggio. Sai che una volta usavano che ti vendevano le cassette, non so neanche se era legale all'epoca, però hanno avuto questa cassetta che era da noleggio, doveva avercela anche da qualche parte, e naturalmente la battuta è: ma avete preso per un coglione? No, sei un eroe! Ma avete preso per un coglione? No, sei un eroe! Avete preso per un coglione! Mi fate male alle pelle! Vabbè, qui stiamo degenerando. Adesso però il faccia a faccia con il gradito ospite di questa sera. Il faccia a faccia di questa sera è con il nostro ospite Fausto Brozzi, il quale ci racconta un interessante evento in quel di Venezia a base di buon vino, buon cibo, il senso del vino, il senso del cibo, il senso della fotografia. Tutto questo assieme? Sì, come no. E allora vai pure, Natalia. Allora, il mio ospite di questa sera è Fausto Brozzi, che è architetto e fotografo, è considerato uno dei 50 fotografi più influenti al mondo. Ha lavorato come direttore di marketing strategico per rinomati casinò internazionali, importanti istituti bancari svizzeri, diverse multinazionali dalla Cina all'America. Ha anche servito come direttore collaterale della Biennale di Venezia per 12 anni. Attualmente insegna corsi di marketing strategico. Oltre a ciò, lui è un appassionato del vino, perché lui è l'inventore di Extraordinary Food and Wine in Venice, un evento che mette assieme arte, storia, stile di vita e cultura enogastronomica, che si tiene presso il ridotto di Palazzo Dandolo, presso l'Hotel Monaco e Gran Canal, a pochi passi da Piazza San Marco, e si tiene una rassegna di prelibatezze culinarie italiane accompagnate da pregiati vini. Tra l'altro quest'anno Extraordinary Food and Wine 2026 è previsto dal 20 al 21 di settembre. Allora, maestro, perché io qua sul tavolo ho una Leica M3 che sta ascoltando la nostra conversazione. Intanto, dalla fotografia fino al vino, mi sembra che siano due cose che si esercitano solo se c'è passione, solo se ne capisce la magia, sia la magia del vino che quella della fotografia, o no? Allora, ecco, prima faccio un piccolo preambolo. Esperto di vino, cioè non esperto, ma io sono un grande bevitore, è una cosa diversa. È già un buon inizio. Ecco, però sono sicuro di aver bevuto bottiglie che nessun altro al mondo ha bevuto, ma soprattutto anche di cibo. Detto questo, il discorso fotografia e vino è un'emozione. Condivido. È un'arte. Sì. Io sono arrivato a creare Extraordinary Food and Wine perché nel momento in cui ero il direttore appunto della Collaterale della Biennale di Venezia, portando circa 150 artisti da tutto il mondo tutti gli anni, tant'è che insomma venivano più da noi che in Biennale, diciamo, qua vediamo veramente delle cose nuove. E oggi purtroppo l'arte, come lei sa, è un fatto, chiamiamolo politico per non utilizzare altri aggettivi brutti. Cosa che mi sembra abbastanza sbagliata, posso dirlo? Che cosa tiene sbagliato? Che l'arte venga considerata un fatto più che altro politico, se non aggettivi più brutti. Perché l'arte dovrebbe essere arte e basta, comunque. Ma difatti purtroppo però ci sono delle situazioni nell'arte, soprattutto nella grande arte, che non sto ad elencarle, che servono per meri scopi, punto. Sono d'accordo.
Tant'è che determinati artisti che sono bravissimi non sono tenuti neanche in considerazione, artisti che non valgono meno di niente che sono tenuti in altissima considerazione. Questo non ha senso. Comunque, detto questo, che non entriamo in polemiche assurde, sempre per divertirci. Le stavo dicendo, portai un discorso legato anche a quello, pensavo, ma cavoli, io mangio delle cose stratosferiche, bevo delle cose stratosferiche, ma questi sono degli artisti. Tutti questi personaggi sono degli artisti. Non sono artisti, secondo me, gli chef, perché dovrebbero fare i cuochi. Ecco, lo chef non è un artista, è uno che si improvvisa a fare l'artista, non c'entra niente con la grande cucina. Un piatto con 400 elementi per farlo non esiste. Quando hai una materia buona, fantastica, tu hai fatto un piatto meraviglioso. Vero. Guardi, mi ricordo il mio più grande piatto che ho mangiato, con un grande personaggio che io considero ancora l'ultimo dei signori in Italia, un ristorante bellissimo, e è giusto elencarlo perché vorrei che qualcuno andasse a riprovare queste sensazioni. Penso che siano rarissimi con loro. Una quindicina di gamberi rossi di Santa Margherita. Che meraviglia. Sì. Sto sentendo il sapore del mare io che sono a distanza e non c'entro niente, veramente. Vabbè. Che meraviglia. Santa Margherita, gamberi rossi crudi con sopra un etto di tartufo bianco, finito. Bellissimo. Ecco, tu quando hai mangiato questo piatto, tutto il resto parliamone, ecco. Sì, no, è un bellissimo incontro tra la terra più intima e generosa delle Langhe e il mare del Tigullio, è una cosa straordinaria. Sì, ma questo è proprio per farle capire che, capisce, sono due elementi e hai fatto il piatto più buono del mondo. È vero. Ora, per questo che ritengo che questi personaggi siano dei grandi artisti. Da lì dissi, ok, mettiamoli nel mondo dell'arte, anche l'arte della cucina, l'arte della vinificazione. E da lì li inserì dentro. Crearono dei piatti favolosi, stratosferici, poi io smisi di fare questa manifestazione, perché un po' mi ero stufato. Infatti addirittura l'ultima manifestazione appunto che la facciamo in un posto incredibile dove nessuno l'aveva ancora mai fatta, nonostante si parlasse di quella biennale, e la feci nelle prigioni di San Marco, dove nessuno aveva mai potuto esporre. Bellissimo. Che meraviglia. Cose meravigliose. Detto questo, passai poi appunto per a farla in un'altra location. La prima volta la facemmo lì, ripeto, dove c'era la collaterale, ma purtroppo per mio gravissimo errore di presunzione, se vogliamo, il posto era meraviglioso, una villa del 600 con ingresso all'acqua nella Venezia storica, meraviglioso. Ho voluto lasciar perdere il discorso di quella che poteva essere una serie di questioni che il popolo, chiamiamolo così, invece si adduce nell'andare a vedere certe cose, e quindi era molto fuori mano. Dovevi fare 5-6 calli a piedi, fu un buco nell'acqua, la prima edizione fu un buco nell'acqua, peccato, ma mia grandissima colpa. Trovato questo difetto, ho detto bene, ok, la facciamo nel posto più bello del mondo, e andammo direttamente al Monaco, al ridotto, direttamente sul Canal Grande, di fianco a Cipriani, via Monte Napoleone Veneziana, 10 metri sei in piazza San Marco, di fronte ai Madonna della Dogana, Punta della Salute. Più di così al mondo non c'è nulla. Decisamente. Per cui era questo che serviva. Da lì partì subito tutto quello che era successo di questa manifestazione importantissima, dedicata, come ne avevo già detto, al lusso del cibo e del vino, alla nicchia del cibo e del vino, ma che poi tutte queste situazioni hanno bisogno di un elemento importante che è anche la location, cioè quindi devi respirare charme, devi respirare eleganza, devi avere modo emotivo di poter utilizzare queste situazioni in merito a quello che tu stai facendo, a quello che tu stai esponendo. Quindi questo è molto 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 importante, perché quando entrano le persone si devono ritrovare in questo ambiente che è incredibile, e questo è fondamentale. Da lì appunto, ripeto, partì poi tutto quello che era quell'elemento di successo che stiamo avendo in tutto il mondo. Pian pianino abbiamo sempre portato i più grandi personaggi a livello mondiale, grandi banche, grandi investitori e tutti gli addetti al settore, perché comunque noi facciamo circa 1000 presenze in 2 giorni di soli addetti al settore. Si entra solo con un biglietto d'invito, se no non può entrare, ed è una situazione che credo non esista
solo da noi, perché tutti poi hanno tentato di fare queste cose qua quando abbiamo iniziato, ma poi nessuno l'ha mai fatte. Abbiamo portato con noi, sempre per rimanere in questo segmento, i più grandi chef del mondo, e tutto questo aiuta chiaramente, insomma, ci sta dando i risultati che noi ci aspettavamo. Che cosa stupenda. Quest'anno cosa c'è quale sarà, diciamo, il colpo grosso di Extraordinary Food and Wine di Venezia? Allora, il colpo grosso non c'è mai, nel senso che per noi il colpo grosso è il fatto che tutti coloro che sono ospiti sia dato a loro la possibilità di fare delle scelte non spinte dai produttori, per cui per noi il nostro colpo grosso è che ogni chiamiamolo così, ospite, qualsiasi cosa assaggi dica spontaneamente che buono. Questo è il colpo grosso. Che meraviglia. Infatti non diamo assolutamente, non siamo per dare classifiche o cose di questo tipo, premi non esistono, il premio è esserci. Sì. Senta, c'è qualche piatto in questi anni che più l'ha colpita, che più le è rimasto impresso? Ma guardi, allora... E anche il vino che più le è rimasto impresso? Sì. Allora, il piatto è quello che le ho detto prima, ma non è mai stato con noi, perché l'abbiamo fatto 20 anni fa con questo grande personaggio e non ho mai rimangiato un piatto a questi livelli. Tutti i piatti sono fantastici. Ecco, una cosa molto importante che non l'ho detto: tutti questi chef sono 3, 4, 5, 6 a livello internazionale. Parliamo di Igor Scorelli, cioè l'unico 5 stelle Michelin al mondo, Bruno Cingolani è lo chef del Presidente della Repubblica del Papa, Daniele Siviero l'ambasciatore mondiale del riso, però chi più ne ha più ne metta. Loro si divertono durante la manifestazione a prendere prodotti esposti, si inventano dei piatti che noi omaggiamo poi a tutti gli espositori e a buona parte dei presenti, quindi coloro che hanno la fortuna di essere con noi mangiano dei piatti stellati che noi omaggiamo a tutti, quindi questa è una cosa un po' rivoluzionaria, quando da altre parti insomma paghi anche l'aria che respiri, ecco. Cioè, questo è un po' per contrastare i famosi show cooking, no? Dove arriva uno con la padella, si fa quelli così e non mangi niente, cioè fammelo sentire almeno. Ho capito, me lo spieghi, ma vorrei anche mangiarlo. Ecco, noi te lo facciamo anche mangiare, ma non te lo spieghiamo, ma te lo facciamo mangiare. I piatti sono i più disparati, cioè, anche perché questi personaggi si inventano dal nulla un piatto che non esiste e mangi delle cose meravigliose, delle cose veramente stupende, incredibili. Poi se lì ci inventi le ostriche col tartufo anziché vada a capire Che cosa stupenda. E invece un vino che l'ha particolarmente colpita in questi anni? Allora, io sono un amante di champagne. Non amo i francesi, cioè non amo i parigini, amo la Francia, non amo i parigini perché sono parigini. Sì. Però poi più vai al nord più sono persone incredibili. Lo champagne è adorabile, il vino italiano ne abbiamo talmente tanti che di buonissimi, ma ricordo di una scena che fu emblematica. Mi invitarono a Cortina per una serata di vini e assaggiai un vino che così non mi diceva niente. Dissi alla produttrice: guardi che questo vino è troppo freddo, poi deve aprirsi ancora molto di più, era proprio chiuso. Rimase un po' così esterrefatta, ritornai dopo un'ora o due e questo vino si era aperto, era fantastico. Cioè, secondo me è uno dei migliori Merlot al mondo. Loro sono con noi dall'inizio, da 10 anni, con questo Merlot che ritengo sia uno dei migliori Merlot al mondo. D'altronde sapere se un vino è buono o non è buono non possiamo dire più buono o non è buono, è un discorso estremamente soggettivo. Un vino è buono quando tu senti un profumo e questo profumo si traduce perfettamente nel palato, senza spigolatura, senza niente, hai trovato un vino buonissimo. Sì, insomma, torniamo a quello che diceva il buon Cicerone: vinum bonum letificat cor hominis, il buon vino dà gioia al cuore dell'uomo. Un vino che le dà gioia? Guardi, io insegno una cosa semplicissima, che è l'elementarità. Purtroppo noi abbiamo perso la capacità di ragionare in modo elementare. È vero. Faccio un discorso un po' di marketing, mettiamola così. D'altronde
la distanza più breve tra due punti è una linea retta, giusto? Sì. Non ci piove. La cosa più semplice del mondo. Ora, ragionare in modo semplice è diventato talmente difficile che non siamo più abituati, o non lo accettiamo più, non rendendoci conto che per quale motivo, banalissimo, oggi siamo arrivati ad avere elaboratori di computer che fanno 40 miliardi di operazioni al secondo, per un motivo molto semplice. Nel computer esiste il sì o no, il bianco e il nero. Il forse non esiste, il forse è il virus del computer. È vero. Senta, allora a maggior ragione immagino che lei quando guarda, immagino non li guardi, ma se le capita per disgrazia di vedere qualcuno di questi programmi dove fanno i concorrenti, per l'amor del cielo, eccetera, eccetera, immagino le venga l'orticaria. Perché, ma no, anche perché sono personaggi che sono insignificanti. Cioè, noi parliamo di personaggi che sono dei falliti, ma senza ombra di dubbio, cioè, con i dati alla mano, sono dei falliti. Non posso fare nomi perché non mi interessa, ma li conosciamo tutti. Cioè, hanno dei buchi pazzeschi. Hanno sempre fatto dei grandissimi buchi. Poi è entrato qualcuno che continua a sponsorizzarli, ma c'è un motivo, ma per l'amor del cielo. Ma per l'amor del cielo, ma è ridicolo. Poi per l'amor del cielo è anche vero che comunque fanno audience, perché comunque hanno un genere di pubblico che li segue, buon per loro. Ecco, a maggior ragione La realtà è un'altra, completamente, la realtà è l'opposto. Esatto, infatti quello che le voglio chiedere è questo: qual è il vero messaggio della cucina? Cioè, che cos'è la cucina? Che cos'è bere un buon vino? Che cos'è saperlo scegliere? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, la cucina è quello che dice che noi continuiamo a dire insieme a Corelli, insieme a questi grandi chef. Cioè, quando hai un elemento, tu devi scegliere un elemento base buono. Quando tu hai un elemento, guarda, io per 50 anni mi sono divertito per divertimento, perché c'era una lettera di annuncio che ringraziava mio nonno per i suoi culatelli. Complimenti. A produrre 200 culatelli numerati, solo 200 all'anno, considerati da sempre i più buoni al mondo. Perché quando tu hai una fetta di culatello non hai bisogno di sughi, sughetti, che c'è chi ci mette il burro, è buono, punto. Infatti. Tu devi mangiare una cosa, bere una cosa e dire che buono. Quando tu hai detto che è buono, non devi spiegare più niente. Quindi questa è la base di tutto. Se poi la bontà, ripeto, è creare un piatto con 850 elementi, tipo spremitura delle gobbe del cammello del Klondike, vedovo, oppure che ne so, cose di questo tipo, cose che trovi alla Coop senza nessun problema, non è più una cucina. Cioè, è l'essenziale trovare un prodotto di base fantastico. Quello è il futuro, cioè quello è quello di cui dovrebbero occuparsi gli chef, gli cuochi, non gli chef, i cuochi. I cuochi sono quelli che con 2 elementi ti creano un piatto fantastico. Io ho la fortuna di andare in ferie, vado in Puglia, c'è uno chef meraviglioso, poco conosciuto. Lui con niente ti crea un piatto che ti lecchi le orecchie. Questi sono i grandi cuochi. È vero. È vero. E il vino è lo stesso, cioè io non ho bisogno di un sommelier che mi racconti cosa è successo durante la vendemmia, cioè anche qui bisognerebbe aprire e chiudere parentesi pazzesche. Il vino è buono, e quando è buono è buono. Non devi raccontarmi tutto. Mi chiamano spesso a vedere le cantine, ti faccio vedere tutta la cantina, sono tutti uguali. Fammi sentire il vino, non dirmi niente, poi lo capisco io se mi piace o se non mi piace. Però quando è buono tutti dicono che piace, perché se tu prendi 7 bottiglie, 10 bottiglie, le metti lì e quello più buono finisce subito, gli altri rimangono lì, come mai? Mi puoi spiegare tutto quello che vuoi, ma rimane lì. Le faccio un parallelo un po' provocatorio. Nella fotografia c'è da sempre questa guerra di religione digitale e analogico. Mi dice un cibo che sa di digitale e un cibo che sa di analogico? Ma allora guardi, non esiste la guerra tra digitale e analogico. Io sono un futurista, sono sempre stato un futurista, per cui 50 anni, 70 anni, 80 anni fa con l'appendicite morivi. Sì. Oggi l'appendicite 2 ore sei a casa, no? Sì. Quindi
c'era l'analogico, abbiamo utilizzato l'analogico fin tanto che è stato importante l'analogico, quindi con Rullini, con gli ASA, con tutte queste cose, con le macchine, contro macchine. Poi pian piano è arrivato il digitale. Tu oggi, anche se tutti adesso mi odieranno, con un telefonino fai quello che facevi con 20 anni fa, con una grande macchina, un grande obiettivo. Quindi non vedo questa guerra, cioè è l'evoluzione. Una volta si girava in 500, io mi ricordo da ragazzi stavamo in 6 sulla 500, la mitica 500. Oggi la vedi e dici, ma ci stai stretto in 2. È vero. Perché ha fatto altre macchine e prendi altre macchine perché sono evolute, perché hai imposti la tua temperatura, hai imposti la distanza con il veicolo davanti, frena, accelera da solo. Questa è l'evoluzione e ce ne saranno ancora di più, perché chiaramente il futuro è il futuro, non è come dire, non dico programmabile, ma non è prevedibile. Ci saranno altre evoluzioni e sono contento di questo, ecco. Quindi non penso che ci sia una guerra. Molti vogliono creare questa guerra, un po' come dire il disco in vinile e quello che ascolti adesso in digitale. A me piace il del vinile, mi fa piacere se piace a te, però la pulizia è un'altra cosa e oggi siamo arrivati a una pulizia fantastica. Bisogna riuscire a capire che il mondo va avanti e noi dobbiamo seguire il mondo, non è il mondo che segue te. Quindi credo che sia fantastico portare avanti questo tipo di discorsi. Senta, allora proviamo a guardare un po' al futuro. Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che lei è anche un collaboratore di Lentium, osservatorio del gusto italiano, da cui abbiamo tratto anche le note di presentazione di questo nostro colloquio. Che cosa si aspetta per l'Extraordinary Food and Wine che si terrà il 20 e il 21 settembre? Ma noi le scelte le abbiamo già fatte, poi ogni anno cambiamo perché cerchiamo di dare anche oltre alle emozioni di esserci, cerchiamo di dare un'emozione anche culturale. Le faccio un esempio banale, cosa che non ha mai fatto nessuno. L'anno scorso all'inaugurazione io ho fatto arrivare 60 bersaglieri di corsa alla Piazza San Marco a suonare all'interno dell'hotel. La gente è da pelle d'oca. Chi è con noi, questa è una notizia che non dovrei dare, ma gliela do lo stesso, durante la cena di gala a un certo punto verso la mezzanotte arrivano 10 taxi che ti caricano, ti fanno fare un giro di notte per Venezia che conta. Che meraviglia, questo è straordinario per noi. È tutto il contesto che tu devi respirare e quando vai via devi dire, mi dici quando c'è l'anno prossimo che mi provo già adesso. Perché è un coinvolgimento totale, vuole essere un coinvolgimento di sensi, di pensieri, di parole, di emozioni, di tutto quello che il mondo ci offre perché venga vissuto nel mondo, forse è brutto dire del lusso perché sembra di voler escludere qualcosa, ma effettivamente poi l'aggettivo giusto è quello, o la nicchia, chiamiamola così, con tutto il rispetto per chi non fa parte di questo mondo, per amor di Dio, ci mancherebbe altro. E allora per noi che non facciamo parte di questo mondo le chiedo in finale, che si mangia oggi? Cosa si mangerebbe? Cosa si berrebbe? No, guardi, io oggi sono a casa da solo, sono in studio, sono da casa e mi sono preso un pezzo di carne che un po' non la prendono tutti, mi sono preso una costata senza osso. Buona. Che ha un sapore pazzesco, appena scottata, basta, berrò, non lo so, probabilmente un goccino di champagne. Appena scottata vuol dire che lei se la fa sulla piastra un paio di minuti per lato? Sì, sangue, non a point, sangue. Sì, no, io sono per la media cottura, però capisco il sangue, niente male davvero. Sì, vede come lei è media cultura. Se io piglio mia moglie lo vuole stracotta, per cui mangi la suola di una ciabatta. No, stracotta c'è la galera per chi la prende. Ecco, poi c'è il famoso à point, quello che dico à point, no? Quindi è giusto che sia così. Io amo il sangue perché credo che si senta molto di più quello che è l'aspetto basilare del prodotto. Più la cuoci, meno la senti, però è anche vero che se uno gli piace non proprio il sangue è giusto che la prenda come vuole.
Ma allora, in conclusione, le chiedo una cosa: perché noi, dopo aver parlato di questo paradiso stupendo, sia di vino che di buon cibo, che di fotografia, dobbiamo vivere in un mondo in cui c'è gente che vuole imporci di mangiare i grilli? Allora, quello io sinceramente non lo so, però io ho un figlio e vedo che a mio figlio non piace il culatello, cioè va a mangia il McDonald's, va dagli indiani, va dai cinesi. È il futuro, cambiano le mentalità, forse non siamo stati in grado di fargli comprendere questo tipo di situazioni. Veda, è un po' come, ne faccio un altro paragone, è come il Casino di Monte Carlo, cioè, negli anni 70 il Casino di Monte Carlo era la bella vita, il bel mondo. Oggi il Casino di Monte Carlo, insieme a tanti altri casinò, non dico che non abbiano più senso di esistere, ma sicuramente vivono una situazione sicuramente non ottimale. Perché? Perché i grandi personaggi, cioè all'epoca di James Bond, insomma, c'è questa riconducibilità al sogno, no? Noi cerchiamo sempre di vivere un sogno. Non c'è più. I grandi personaggi di allora sono morti. E chi sono? I loro figli, che sono comunque ricchissimi come i padri, ma che non sono interessati al casino. Quindi cosa fanno i grandi ricchi, i figli dei grandi ricchi? Hanno i mega yacht di 70, 100, 150 metri, vanno a Saint-Tropez e vivono poi le serate invece a Saint-Tropez, dove hanno il casino, dove hanno tutto. Quindi credo che sia un po' sbagliato, cioè un po' la colpa è nostra che non siamo riusciti ad educare le nuove generazioni in questo modo. Poi è anche vero che a volte tu li educhi, ma se a un certo punto invece i loro giri la vedono in un altro modo, la vedono in un altro modo. Decisamente. Forse qualcuno capirà passando gli anni, cioè passando quelli che sono gli anni dell'adolescenza, cominciando ad arrivare a 35-40 anni, che la vita bella è fatta in un altro modo. Per il momento loro la vita bella è questa, che è sbagliato, però noi abbiamo fatto di tutto per farglielo capire. Appunto, mio padre diceva: il bene te l'ho predicato, da qua in poi però decidi tu. Speriamo si ricordino del bene predicato. Allora, mi pare chiaro. Allora, io la ringrazio molto e insomma, in bocca al lupo per Extraordinary Food and Wine di Venezia, che vi ricordo 20 e 21 di settembre. 21, che è la settimana clou, anche lì è una scelta non casuale, è la settimana clou veneziana, perché è la settimana più cara che ci esiste a Venezia, dove ci siamo noi, Premio Campiello, Festival del Cinema e tante altre situazioni. Per cui il mondo gira tutto su Venezia in quella settimana lì. Benissimo, in bocca al lupo, grazie. E crepi il lupo! Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Come vibrare una molla mi viene la tremarella ballando il surf. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuore. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amore. Muoviamo insieme queste mani, come farebbero i marziani, che sanno dar con questa mossa quella scossa che da noi si chiama amor. Che da noi si chiama amor. Come vibrare una molla mi viene la tremarella ballando il surf.
Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuore. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amore. In fronte metto la mia mano, come farebbe un capo indiano. Non per vedere l'orizzonte, ma il mio amore che è di fronte a me. Che è di fronte a me. A voi la linea. Grazie Natalia, le 19:15 minuti, quasi 16 minuti, eccolo qua. Nel frattempo abbiamo con noi il nostro disturbatore Gabriele Paolini, no, è Lorenzo Viviani, sempre al microfono con voi insieme a me, Antonino Danna, ecco qua, avete ascoltato il faccia a faccia con Fausto Brozzi e poi Edoardo Vianello, la Tremarella, signore e signori. Oh, e poi c'è il fringuello, ah no, quella era la corrida di Corrado, ma tu la vedevi? Meraviglioso. Io, fra parentesi, ero un bravissimo a fare le pernacchie con l'ascella dopo che ho visto la corrida. Da bambino ero bravissimo a fare le pernacchie con l'ascella. Bene. Avevo un futuro, porca Sì, miseria, vedi. lo dovrei mettere nel curriculum. E invece ti sei dato alla politica. Vedi Che come è un po' la solita cosa proprio. qui stiamo toccando Delle vette altissime. senti, Dissacranti. Natalia, scusa, quella fotografia che ti ho mandato, ecco, vi faccio vedere com'ero io al tempo in cui guardavo la corrida. Eccomi qua, visto che abbiamo avuto Zita, questo sono io nel 1990, stata Zita. Sai che devi fare, Teri, fantastico. Cosa? Non so come facevi, perché secondo me è un debole per le donne, sempre esagerato, però Terio, sei un prete mancato. Ma guarda, c'era la buonanima del mio amico Marcello Bianchessi, Don Marcello Bianchessi da Offanengo in provincia. Ecco, sei stato un prete che secondo me con la doppia vita. Può darsi. Con qualche figlio sparso in giro, però ti ci vedevo. Lui diceva che se mi avessero bardato da cardinale sarei stato una bellissima reclame per i seminari. Ma io ti guarda lì a leggere. No, io da bambino non so per chi vede la radiovisione, ma veramente questo era il 25ennale di mia zia Santina e mio zio Antonino. Ah. Questo sono io che leggo la preghiera dei fedeli. Vedete che porto il mio primo completo della mia vita, che era un bellissimo vestito di colore verde, però non ridicolo, verde inglese. La foto non si vede perché era una giacca in realtà a quadretti. No. Su base verde, poi avevo questa camicia a scacchi bianca e verde, e poi avevo questa cravatta, è una cravatta paisley, sempre di colore verde, che poi io non amo mettere le cravatte a fantasia sulle camicie a scacchi, perché non si fa. Io cerco di tenere la tinta unita in modo tale che così poi sopra ci posso mettere tutte le cravatte che voglio con tutte le fantasie che voglio. Ecco qua, questo ero io al tempo in cui guardavo la corrida con Corrado o il fringuello. Allora, intanto c'è Matteo Salvini che dice: addio a Don Antonio Mazzi, abbiamo avuto confronti anche accesi, sempre con passione. Voglio ricordare un uomo dal cuore grande che ha dedicato la propria vita agli ultimi, ai più fragili, a migliaia di giovani, aiutandoli a uscire dalla droga, a ritrovare speranza. Alla sua famiglia, ai suoi cari, a tutta la comunità di Exodus rivolgo le mie più sincere condoglianze. Sono parole dette col cuore e sono delle parole che io condivido in pieno. Sai qual è il fatto? Che Matteo Salvini, che è uno degli uomini più odiati dalla sinistra italiana, in realtà a me dà l'idea del bravo vicino di casa, cioè di quello che se tu c'è un problema gli bussi, lui si mette a disposizione. A me dà questa buona idea. Guarda, io ti posso portare la testimonianza la mia testimonianza, soprattutto da ex parlamentare, posso dirti che hai ragione, è sempre stata una persona, poi indipendentemente da quello che uno legge, i social, poi indipendentemente, ma anche i social, diciamo, di
allineati di partito, naturalmente poi pompano la bagarre, pompano i toni, ormai siamo divisi fra tifosi, sei da una parte o sei dall'altra, non c'è più la mediazione, però invece posso dirti che a livello personale hai fatto proprio la giusta considerazione, una persona che si è presa a cuore, ma io vi porto la mia testimonianza, così oggi ci apriamo un po' il cuore, diciamo, con questa ultima puntata. Ti posso dire che è stata una persona che ha ascoltato un pescatore che col suo padre, lui laureato in biologia e aveva intrapreso il mestiere della pesca, e gli è andato a parlare delle problematiche del settore e mi ha dato fiducia, mi ha dato la parola, mi ha fatto portare la testimonianza di un settore, mi ha fatto raccontare una storia che tanti non conoscevano, ad esempio, perché tanti bollinavano il settore della pesca come un settore predatorio e basta, e quindi ci ha permesso di dire la nostra, di raccontare la nostra storia, mi ha permesso di andare in giro per tutta Italia a cercare di capire come traguardare a un livello migliore e salvaguardare chi lavorava in maniera giusta, e insomma sono stati passaggi umani, questi qua, più che strategia politica, posso dirtelo. E lui da questo punto di vista qua lo ha sempre dimostrato. Ma perché lo odiano così tanto, secondo te? Non lo so, perché nella prima fase secondo me è stato dirompente e ha tolto quegli equilibri e parlava e diceva le cose in una politica che non si avvicinava a certi argomenti in maniera molto buon senso. Guarda, quando te parli col buon senso e non ti dividi fra destra e sinistra, sei automaticamente odioso perché parli alle persone indipendentemente dallo schiero politico. E adesso perché fa piacere, perché l'odio, io lo sapete, non ne nascondo, i social sono meravigliosi, ci danno la possibilità di informarci, di parlare fra di noi, di esprimere le proprie idee, però posso dire che la buttiamo sempre, abbiamo questa grandissima possibilità e la usiamo solamente per riversarci insulti addosso. Io a volte, anche quando vedo, ma anche sulla mia persona, raramente, devo dire la verità, fortunatamente, ma gente che scrive delle cose e dico, ma è come se non ci fosse un essere umano dall'altra parte. Sì, è vero. Cioè io potrei, faccio dei commenti, posso fare delle analisi politiche, ma devo pensare sempre che dall'altra parte c'è una persona, un essere umano. Come non glielo direi in faccia? Perché uso lo schermo e lo spersonalizzo la cosa? E quindi purtroppo io non penso sia tanto su Matteo, penso che sia in generale così. Dall'altra parte c'è un nemico, non c'è una figura, poi magari se te lo trovi davanti e magari anche l'odiatore ci fa il selfie, capisci cosa dice? Sì. Però davanti allo schermo diventa un insulto, diventano delle cose, e su questo secondo me i social danno il peggio del peggio, proprio, soprattutto se presi così. È vero. Non hai il filtro, e questo ti fa vedere che l'umanità a volte veramente ha un lato oscuro terrificante. Persone che non avrebbero coraggio di dirti niente in mezzo alla strada, che dietro lo schermo, su un commento o un post, ti dicono delle cose agghiaccianti. Ma guarda, a me è capitato nel corso di questi anni di avere qualcuno che a intervalli regolari scriveva veri e propri insulti. Ma come fai a augurare un tumore? Io ho visto un No, commento l'altro giorno a un vecchio post che avevo, non a me, ma una persona che era insieme a me, una consigliera comunale, spero che muori di tumore. Ma come fai a solo immaginare, a dire questa cosa? No, ma che uno ti sia antipatico, sì, ti fa ma il tuo vedi, peggior nemico, ma vedi, siccome le nostre azioni ci descrivono, la domanda ulteriore che tu ti devi porre è questa. Che razza di vita può avere qualcuno per insultare me a intervalli regolari, oppure per augurare un tumore a una persona che nemmeno conosci? Cioè, che vita miserabile puoi avere per cercare di dire queste cose? Oppure quelli che scrivono ti veniamo a prendere sotto casa, ma vi rendete conto? Tolgo una battuta frazionata, ma la riprendo dal grande Giorgio Gaber, che diceva che ormai non è più la qualità ma la quantità che conta. E anche quando uno scrive, e lo do un consiglio a tutti i nostri ascoltatori, è meglio scrivere un commento di meno e riflettere, pensare su quello che si scrive e dare uno spunto. Io lo faccio sempre sui social, non so se i miei social li uso pochissimo, magari solo per informare sull'attività naturalmente che svolgo,
Però quando dico qualcosa che evade dalla mia attività e che cerco di portare uno spunto, ci rifletto, perché è inutile che dico dell'ovvietà o la solidarietà. Cioè, pensaci, allora porto uno spunto, poi magari uno spunto, però almeno ho cercato di far ragionare una persona, di dargli il mio ragionamento, magari è una stupidaggine, poi uno mi dice guarda, non hai detto no. Però invece quando noi scriviamo in maniera compulsiva o diamo dei giudizi affrettati, secondo me quello lì, cioè andiamo sulla qualità, andiamo sulla qualità. La quantità mi sembra il fast food dell'informazione, il fast food del dibattito. Invece il dibattito è bello quando è interessante, quando è calibrato. Io lo dico sempre, anche dal punto di vista politico, e lo dico nelle tribune politiche, poi lascio Certo. perché poi mi piacerebbe anche, non so se vedi, forse vedo te e lo copio, quando c'è questo spunto anche sui social, Vannacci asfalta la Gruber Sì, e appunto, quell'altro, sì. ma cosa vuol dire? Io a volte vorrei stupirmi dicendo che due si trovano uno spunto, ma non è un match. Anche sta cosa No, forse abbiamo preso dagli americani dei dibattiti. sì, dei è la confronti. logomachia si chiama, cioè A volte con l'esperienza del consiglio comunale, a volte, cosa che non so quanto mi possa pagare politicamente, a volte se sentivo dall'altra parte che era uno spunto, magari naturalmente lo arricchivo e cercavo di portarla col mio mulino, però gli davo ragione a un ragionamento del mio, perché dall'altra parte c'è un avversario politico ma non c'è un nemico, e se uno ti dà un riferimento, e lì allora evolvi. Esatto. E allora l'essere umano, che tanto l'evoluzione sapete molto bene che l'abbiamo stoppata ormai da qualche migliaio di anni, anche di più, che non ci evolviamo. E quindi l'unica evoluzione che possiamo fare è dal punto di vista culturale, ma va nutrita di giorno e di generazione in generazione attraverso la cultura. E l'arricchimento arriva. Invece il fatto non è più arricchimento, è solamente un match in cui deve uscire un vincitore. Sì, e questa è la appunto. tomba del pensiero. Ma guarda, io leggevo tempo fa, non mi ricordo chi l'abbia scritto questo pezzo, comunque era un pezzo interessante che metteva a confronto lo stile occidentale con lo stile di dibattito in Israele, cioè lo stile occidentale è la logomachia, quindi io devo asfaltare l'avversario, lo devo distruggere. Lo stile invece è un confronto nel quale alla fine si deve giungere a una sintesi delle posizioni, perché se riusciamo a fare una sintesi, non è il democristiano avete tutti ragione e quindi siamo tutti a posto. Ecco, se riusciamo a raggiungere una sintesi, può darsi che riusciamo a crescere tutti assieme. Questa è l'idea. Ma raggiungere una sintesi non è facile, non è assolutamente facile. Ma ci vuole molto più impegno. Veramente, non devi cadere nel qualunquismo, nel democristianesimo perfetto, però, No. perché allora a quel punto lì sei un paraculo a tutti gli effetti, però insomma. Allora, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione perché si sono fatte quasi le 19:29. Adesso vi lasciamo all'ultimo faccia a faccia di questa trasmissione, che è con l'amico Alessio Musella, che voglio ringraziare per averci accompagnato anche lui in questi anni. Voglio salutare in particolare Franco Baresi, che se n'è andato quest'oggi. Lo voglio salutare perché io non sono un appassionato di calcio, non sono un tifoso del Milan, ma lo ricordo in lacrime inconsolabili a USA 94 quando abbiamo perso contro il Brasile. Chi è che non se lo scorda? Io spero che ora sia consolato lui e sia consolata soprattutto la sua famiglia. Per il resto, domani alle 8 ci sarò io per la rassegna stampa, non ci sarà il grandissimo Pier Vittorio Scimia, che comunque è il padre di Liliana. E per il resto noi chiudiamo qui. Adesso alle Musella, poi ci salutiamo con, come si dice, con Frank Sinatra, Strangers in the Night del 1966, che era canzone preferita di mio padre. Voglio salutare anche mio padre, abbracciarlo. Abbiamo fatto questi 6 anni di radio, proprio lui che mi mise davanti a una radio da bambino con la BBC e mi disse all'inizio non capirai niente, poi piano piano imparerai l'inglese. E in quella lontana stanza di Calabria degli anni '80 quella radio portava la voce dell'Inghilterra e mi ha permesso di imparare, di crescere, e alla fine sono finito anche a fare la radio qui con voi.
Io vi ringrazio tutti, all'appuntamento domani alle 8, grazie per essere stati con noi, grazie per aver seguito questa trasmissione. Ricordate che the best siete voi, il meglio siete voi. Vi hanno parlato Lorenzo Viani e Antonino Danna. Buonasera. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Vai. E allora, eccoci qua, stasera abbiamo con noi Ale Musella, sempre a parlare di arte, il nostro ultimo appuntamento. Io però ti voglio ringraziare ancora una volta, caro Ale, per questi anni che abbiamo passato assieme. Di che si parla stasera? Parla di consulenza. Aspetta, do ok alla registrazione, sì, ok. Bene. Si parla di consulenza, di arte, qualcosa che ho deciso di far cambiare un po' qualcosina, insomma, Che meraviglia. nel mio percorso. Ecco, e consulenza che cosa vuol dire nel mondo dell'arte? Allora, io ho sempre fatto, per quanto possibile, i miei interventi, soprattutto nei confronti degli artisti, gratuitamente, proprio perché c'è sempre stato questo problema di concezione, cioè io ho sempre detto che ci sono delle figure diverse nel mondo dell'arte, no? C'è il gallerista che giustamente deve guadagnare sulla vendita delle opere e con una sua percentuale, e però deve anche garantire un servizio, ok, anche all'artista. Per cui il gallerista in teoria non andrebbe pagato, ok, perché lui si paga da solo con quella percentuale, che non è poco, nel momento in cui vende le opere. Il curatore invece andrebbe comunque pagato per i testi, perché è una cosa diversa. Il testo serve per aiutare alla crescita dell'artista, spiegare meglio anche il suo percorso, per cui o le varie opere. Il critico invece, anche questo è un testo, sono i testi che vanno scritti, che vanno comunque pagati a parte, perché sono lavori che non vanno di pari passo con la vendita dell'arte, cioè dell'opera d'arte. Per cui capisci che mentre un gallerista non deve essere pagato perché il suo guadagno e il suo lavoro è vendere l'arte, queste altre due figure, il curatore e il critico, sono avulse, cioè nel senso il loro servizio lo fanno, poi sta a te utilizzare nel modo migliore i loro testi che hanno scritto, in modo tale che possano poi servire anche a galleristi con i quali gli artisti collaborano, o addirittura magari inviarli anche ai collezionisti, in modo tale da spiegare al meglio il percorso e il valore delle opere che loro propongono. In più poi c'è anche la parte di divulgazione, per cui la divulgazione, tipo i nostri podcast, piuttosto che ovviamente noi li facciamo a titolo gratuito, perché parliamo di arte a 360 gradi. In alcuni casi, come ho fatto anche a Dubai, invece ci sono dei podcast che sono mirati all'artista singolo. In quel caso durano magari pochi minuti, perché comunque mentre l'attenzione su un podcast come può essere questo non può essere come si dice, chiusa in pochi minuti, quando parli di un artista 3-4 minuti possono essere anche più che sufficienti. Ora, fino ad oggi io quasi tutto quello che ti ho detto l'ho sempre fatto gratis, lasciando il mio compito o il mio onorario sull'aspetto della vendita, nonostante io non sia un gallerista, o meglio sia un gallerista sui generis, perché anche a Dubai la home gallery è più uno spazio divulgativo. Poi ho diretto gallerie e ho aperto anche The Bridge Gallery a Dubai, però sono due cose separate. Per cui, siccome spesso e volentieri mi chiedono dei consigli, e mio padre mi ha sempre detto che il primo è un consiglio, il secondo è una consulenza, oggi ho deciso appunto di switchare, per cui essendomi accorto anche che in passato tutto quello che ho fatto, nel momento in cui tu lo fai gratuitamente, acquisisce anche un minor peso, perché la gente lo dà per scontato, e paradossalmente ci sono degli artisti per i quali ho scritto testi, ovviamente gratuitamente, che non li hanno neanche mai più utilizzati. A me non interessa. Allora, nel momento in cui penso di poter vendere le tue opere, e per cui tutto quello che faccio lo faccio per coadiuvare
il tuo personaggio e la tua persona e la tua arte è un conto. Nel momento in cui invece ho deciso di tornare a fare il consulente, se vuoi quei servizi li paghi. E mi sembra la soluzione, tra l'altro, più giusta e più chiara. Senti, ma perché non c'è rispetto per il lavoro intellettuale che è la consulenza? Perché fare consulenza è un lavoro intellettuale. Ma perché allora, intanto è qualcosa di non tangibile, per cui nel momento in cui hai uno scritto, tu intanto dai come si dice, per scontato che, vabbè, cosa ci vuole a scrivere un testo, no? Lo danno sempre per scontato. Mentre invece la vendita in sé ti porta l'aspetto economico verso di te, per cui è più facile poi, come si dice, rendersene conto. Spesso e volentieri proprio gli artisti, allora, mettiamo i puntini sulle i. Ci sono artisti per i quali continuerò, perché comunque ho iniziato un percorso ad agire come ho sempre fatto fino adesso. Io parlo da adesso in poi, ok? Perché? Perché la mia scelta di lavorare o di scrivere i testi gratis per gli artisti è stata legata intanto a se vedo che hanno talento, se seguono i consigli, perché altrimenti è inutile anche darglieli, e soprattutto io non faccio i conti in tasca a nessuno, però mentre una galleria si presume che sia strutturata in modo tale e poi debba dare anche nel servizio che dà agli artisti quando chiede il 50% delle vendite di curatela, di critico, per cui è la galleria che dovrebbe occuparsi di pagare questi professionisti. Allora, nel momento in cui a me chiedono spessissimo le consulenze delle gallerie, a questo punto la galleria, se vuole la mia consulenza, sicuramente non dovrebbe avere alcun problema nel pagarla, anche perché la cosa buffa è che quando io faccio consulenze alla galleria senza chiedere soldi, sono tutti contenti. Quando invece ci sono dei miei colleghi che vengono lautamente pagati e dalle stesse gallerie, e allora faccio fatica a capire, visto considerato che il mio lavoro vale tanto quanto, se non in alcuni casi di più di altre persone, il motivo per il quale io debba essere così generoso e cordiale, anche perché è un lavoro. Per me è anche passione. Però quando tu vai dall'avvocato e ti siedi davanti all'avvocato e ti dà dei consigli, si chiama consulenza e non ti alzi se non hai pagato. Se tu vai dal dottore è la stessa cosa. Per cui, soprattutto perché nel momento in cui il mio è un consiglio, non è che poi lo posso tirare indietro, ormai te l'ho dato. Per cui nel momento in cui dici no, vabbè, allora, perché è capitato anche questo, no? Per cui sì, bella idea, ci penso. Poi dopo mesi scopri che ha usato la tua idea senza dirti niente, ovviamente, pensando di riuscire a fare quello che tu fai sembrare molto semplice, perché magari tu hai un'esperienza di 30 anni e per cui quando tu fai una cosa o dici una cosa, la gente dice guarda, cosa ci vuole a fare quella cosa lì? Perfetto, provateci. Perché comunque quando io faccio sembrare una cosa semplice è proprio perché ci ho lavorato 30 anni. Per cui è come quella, ti ricordi, abbiamo detto più di una volta, no? Picasso che venne fermato in dei parchi a Parigi da una signora che gli chiese, riconoscendolo, mi fa uno schizzo, un ritratto veloce. Lui glielo fece e ci mise un minuto, tra l'altro con la sua tecnica, una delle sue tecniche che lo rese anche molto famoso, la capacità di disegnare senza mai togliere la punta della matita o della penna dal foglio. Per cui quel tipo di, per intenderci, la colomba che disegnò, le varie colombe fanno parte di quel tipo di serie, no? Poi ovviamente ci metti 40 secondi. Quando lei gli chiese quanto dovesse pagare, lui gli disse l'equivalente di 10 milioni di lire, no? Parliamo appunto di 50 anni fa, 70 anni fa. E per cui lei rimase stupita, ha detto ma come per 30 secondi? E lui le disse lei sta pagando gli anni che io ci ho messo per arrivare a disegnare i 30 secondi. Lei non sta pagando i 30 secondi. Esatto. Questo è il concetto base. Esatto, sono pienamente d'accordo. Senti, in tutto questo come va a Dubai? Allora, adesso cambierò molto, adesso sono ancora appunto qua in Italia, cambierò molto, cambierò partner, perché comunque i partner esistono, poi nel momento in cui le cose non funzionano, piuttosto che andare a rovinare i rapporti, tranquillamente si può cambiare. Per cui il mio partner precedente non era esperto di arte, il presupposto era che desse una mano sotto altri punti di vista, non lo sta dando, non lo sta più dando, per cui i contatti e comunque tutto il know-how creato a Dubai l'ho creato io, perché lui si occupa fondamentalmente di moda e in India, per cui invece ho un altro partner che è iraniano,
che è quello di cui ti ho raccontato adesso, che mi ha chiesto gentilmente di poter tornare anche a progettare, proprio perché il futuro dell'arte, al di là delle gallerie, che devono comunque essere un pochino più smart, perché altrimenti il concetto di galleria come White Cube sta un po' passando, perché il vero allora, il concetto, aprire il mercato a un nuovo collezionista è un conto. Allora può entrare per curiosità in una galleria e percepisci, se tu hai la capacità di percepire, se potrebbe essere un nuovo collezionista, che cosa gli piace. Sicuramente non devi aggredirlo obbligandolo a comprare qualcosa, però inizia un dialogo per capire quale tipo di arte potrebbe piacergli e, se richiesto, come quando mi capita di essere chiamato dalle banche per fare le consulenze ad alcuni loro clienti, capire come entrare in punta dei piedi nel mondo dell'arte. Per cui questo è un conto. Mentre invece riuscire a arrivare direttamente di fronte a un potenziale acquirente è più facile quando tu fai l'interior. Perché? Perché l'interior, soprattutto su appartamenti non da ristrutturare ma nuovi, sei tu che vai in dialogo. A me è stato chiesto questo dal mio partner, di andare in dialogo con i potenziali clienti, per cui capire le loro esigenze di interior designer e all'interno dell'interior designer, discutendo anche sul budget, capire quali pezzi d'arte poter posizionare, sia che loro poi vadano a vivere nella casa che acquistano, oppure che poi la vogliono affittare. Quello è un modo comunque molto diretto, anche perché fondamentalmente quando apri una nuova casa, entri in una nuova casa, compri una nuova casa, tutto è nuovo e per cui magari sei più aperto a sperimentare, anche a entrare magari in punta di piedi, come ti ho detto prima, nel mondo dell'arte. Ovviamente a seconda del budget, perché se compri una casa da 700.000 euro e per arredarla ne spendiamo 100.000, non ti proporrò mai di prendere un Nicolai da 400.000 euro, a meno che non sia tu a chiedermelo. Per cui piano piano magari pezzi da 5.000, da 6.000, da 10.000, da 15.000 possono essere posizionati. Può essere posizionato uno per appartamento, oppure nel momento in cui si inizia un certo tipo di discorso può essere divertente invece riuscire a personalizzare i vari ambienti. E questo è molto interessante. Senti, diciamo così, un artista per quest'estate? Un artista per quest'estate? Ma sta facendo un ottimo lavoro, te l'ho detto, te l'ho accennato anche l'altra volta, Valente Canconi, che è una persona che io stimo molto e che seguo come curatore da 3 anni ormai, ok? Per cui è uno del nocciolo duro che rimarrà insieme a Mariella Rinaldi. Per esempio qua dietro, questo qua è il classico pop di Mariella Rinaldi che porterò con me, però lui incarna, come ti avevo detto, poi con lui avrò una mostra nelle prossime settimane a Pietrasanta. Lui incarna lo scultore, cioè l'artista tradizionale. Ha fatto anche qualcosa di pittura, però lui invece si esprime maggiormente con la scultura e è stato capace di creare sculture utilizzando i 3 materiali fondamentali, che sono il marmo, il bronzo e soprattutto la ceramica. La ceramica sta tornando tanto adesso, per cui sta riprendendo quella nobiltà che invece aveva perso all'inizio, cioè verso la fine degli anni 90, proprio perché la ceramica era sempre stata vista come qualcosa di hobbistico, no? Mentre invece la vera arte nasce dalla ceramica. I primi manufatti che noi abbiamo trovato e abbiamo chiamato arte, i vasi piuttosto che, partono proprio dalla capacità di plasmare la materia attraverso acqua, fuoco, terra e aria. Per cui lui incarna questo, il tradizionale di questo splendido lavoro che si chiama essere un artista. Meraviglioso. Senti, oltre a questo, Ale, tu che cosa prepari per il rientro, per, diciamo così, settembre, quando questo ormai è venuto il tempo in cui si dice ne riparliamo a settembre. A settembre di che cosa dobbiamo riparlare? E della nuova visione, cambierò anche location a Dubai, per cui avrò tantissimo per muovermi e sono molto entusiasta perché poi, come ti ho detto, essendo stato praticamente un anno a Dubai fisso,
ho capito anche cosa funziona, cosa non funziona e quanto tempo voglio dedicare a quella splendida città che dal punto di vista artistico è meno emozionante di quello che si possa pensare da fuori, ma proprio perché parte del mio lavoro sarà quello di girare il mondo andando io a casa dei collezionisti, perché il collezionista che passa da Dubai spesso e volentieri ha le sue case dislocate in altri continenti e magari lì vuole acquistare un'opera d'arte da posizionare, perché le opere d'arte poi, quelle magari più importanti, se tu compri una casa per affittarla per reddito, difficilmente le posizioni lì, magari lì puoi prendere dei quadri appunto da, come ti ho detto, 3, 4, 5, 20.000 euro, ma di certo l'opera grande la tieni per te, difficilmente la compri per poi farle godere da un tuo inquilino. Per cui Miami, New York, Parigi, Londra, soprattutto Miami e New York e poi soprattutto anche l'Italia. Quindi questo sarà settembre, tutto settembre fino a fine anno sarà dedicato a Dubai e poi dal 2027 mese per mese vengono poi analizzate le varie situazioni, comunque sempre estero. Molto bene. Allora Ale, io ti voglio ringraziare di questo cammino che abbiamo fatto assieme e che dire di più, insomma, chi sa, chissà se ci ritroveremo, solo Dio lo sa, ma grazie davvero del tuo tempo e grazie davvero della tua signorilità e del mondo che ci hai voluto raccontare. Grazie. Grazie a voi e io spero con te invece di sentirti, come hai detto tu, a settembre o quando sarà, e per cui grazie a te per la disponibilità e per l'opportunità di poter parlare a un pubblico differente di arte. Grazie, grazie ancora. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Do-dee-doo-be-doo, Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.